Greenpeace attacca, più di 800.000 persone a rischio PFAS in Veneto, un'emergenza senza precedenti, secondo l'associazione che accusa le istituzioni di aver fatto troppo poco. Mi sono fatto una domanda molto semplice: siccome queste sostanze sono state evidenziate già nel 2013 dal famoso studio del CNR anche in moltissime altre regioni d'Italia, mi domando come mai Greenpeace, che ritenevo essere un'associazione seria, non abbia denunciato questo fatto non solo in Veneto ma in tutte le regioni d'Italia dove non è stato fatto nulla, a differenza del Veneto. La regione Veneto risponde a Greenpeace, con cui i rapporti sono più tesi che mai. Nelle stesse ore a Venezia, a Palazzo Ferrofini, tutte le forze di maggioranza e minoranza chiedono una commissione d'inchiesta sullo scandalo PFAS. Attenzione però, perché la questione non può finire solo nelle mani dei partiti o delle associazioni più o meno politiche. Bene che vengano sentite le 5 aziende ULSS, Ovest Vicentino, Vicenza, Verona, Legnago ed Este, oltre ai comitati della zona contaminata, dove vivono 85.000 persone tra i 14 e i 65 anni, monitorate dal piano di sorveglianza della Regione Veneto. Ma ai cittadini, molto più della questione politica e giudiziaria, interessa la propria salute e l'unica possibilità per una vera operazione trasparenza è che a far luce sulla contaminazione delle falde acquifere tra Vicenza, Padova e Verona sia chiamato un ente terzo, obiettivo, competente, autorevole. Quale? Per esempio l'università. È necessario approfondire quali siano i rischi e le possibili ricadute sulla salute dell'inquinamento da PFAS. E su questo, innanzitutto, che bisogna fare chiarezza. È questo che i cittadini vogliono ed è questa la battaglia da combattere.